Nuovo atto della campagna acquisti di Forza Italia in Veneto con l'ufficializzazione degli ex leghisti delusi Vallardi e Luciani, manovre in corso per altri big. Flavio Tosi, noi siamo il centrodestra. I presidenti delle Camere del G7 si riuniranno il prossimo anno a Verona, lo ha annunciato oggi il numero 1 di Montecitorio. Nel nostro Veneto parleremo di guerra ed energia. Il nuovo aumento di contagi Covid spinge il Ministero a diramare la circolare, tornano i test per i sintomatici che si recano all'ospedale. Follia e paura in un supermercato di Montebelluna, giovane tunisino scoperto a rubare merce, prende a calci le porte, aggredisce 2 anziane clienti e la direttrice, l'uomo bloccato dai carabinieri. Il decreto sulla criminalità minorile pensato anche guardando a Treviso, così il ministro della giustizia Nordio che ribadisce in città c'è un problema baby gang. Scontrino con l'immagine del Duce nel bar veronese, il senatore segretario veneto del PD presenta un'interrogazione al ministro dell'Interno, l'apologia del fascismo è un reato. Sciopero e corteo del personale di terra dell'aeroporto Marco Polo, forte adesione alla mobilitazione nazionale indetta dal sindacato Fly, decine di voli cancellati e caos voli. Celebrazioni per la festa patronale della città di Vicenza in onore della Madonna di Monteberico, messa solenne e folla di pellegrini per un giorno che rappresenta la rinascita. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna A3, la politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali con le grandi manovre all'interno di Forza Italia. Oggi Flavio Tosi a Treviso e Padova ha dato il benvenuto a delle new entry ex big della Lega, ma la campagna è in corso e Flavio Tosi ammette di sognare politicamente Mario Conte. Ma Mario Conte sarebbe un grandissimo, non succederà perché con Mario è una conoscenza trentennale, però non è di Forza Italia, è della Lega, ma è un bravissimo sindaco. Però mai dire mai in politica. No, ma guardi, lo escluderei tranquillamente, anche se ripeto mi piacerebbe perché è molto molto bravo. Lancia quasi il cuore oltre l'ostacolo Flavio Tosi alla fine di un'estate che ha segnato ingressi importanti tra le file di Forza Italia. Nel capoluogo della Marca, per dare il benvenuto all'ex leghistissimo Giampaolo Vallardi, Tosi ha prima incontrato lo stesso sindaco e presidente ANCI, oggetto del desiderio politico. Conte dal canto suo ringrazia per i complimenti ma stoppa ogni illazione. Il saluto con Flavio Tosi è stato un saluto istituzionale di cortesia e anche di amicizia, però null'altro, quindi non c'è stata nessuna richiesta e non ho alcuna intenzione di cambiare partito. Resta un sogno. Per Flavio Tosi resta un sogno. E chissà se resterà un sogno anche l'approdo di altri big leghisti, Roberto Marcato il nome più ricorrente, mentre si fanno anche quelli di Federico Caner e Giampaolo Bottacin. Chiaro che anche solo un sì potrebbe tramutarsi in un terremoto politico, visti i ruoli chiave nella giunta regionale. Sono nomi che corrispondono a quelli identificati perché sono tutte persone capaci di governare. Dopodiché ben vengano se si avvicinassero a Forza Italia, però in realtà per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. Dopo Treviso, Tosi si è spostato a Padova per ufficializzare l'entrata di un altro volto storico della Lega, Alain Luciani. Per gli azzurri si apre una nuova fase. Una volta c'è stato per molti anni spazio per la demagogia, il populismo, la polemica gratuita. Adesso sta tornando anche negli elettori la voglia di serietà, concretezza, di capacità di governo. E quindi Forza Italia sta tornando a crescere come partito centrale della coalizione di centrodestra, fondatore del centrodestra, che avvicina e chiede ad amici che abbiano capacità, competenza e credibilità e diano risposta al territorio di avvicinarsi a Forza Italia. Lega e politica più in generale però sono in lutto, è morto nel padovano Santino Bozza. È mancato ieri sera nella sua casa di Monselice Santino Bozza, 75 anni, colpito da un infarto. Esponente storico della Lega Padovana e Veneta, è stato un vulcanico consigliere regionale e ricopriva, ancora oggi, il ruolo di consigliere comunale. Spesso clamorose ed eclatanti le sue battaglie insieme a Paola Goisis, specialmente durante la gestione del carroccio di Flavio Tosi, che chiese la sua espulsione. Leghista storico, iscritto dal 1992, rimasto sempre fedele al fondatore del partito, Umberto Bossi.
I presidenti delle Camere del G7 si riuniranno il prossimo anno a Verona, lo ha annunciato oggi il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che in questi giorni a Tokyo partecipa al 21esimo incontro dei Presidenti delle Camere basse dei Parlamenti del G7. Ringrazio il Parlamento del Giappone per l'eccellente ospitalità, vi invito a prendere parte ai dibattiti che avranno luogo nella prossima riunione dei Presidenti delle Camere basse del G7 del 2024 nella bellissima città di Verona. Queste le parole pronunciate da Fontana ai suoi omologhi appartenenti ai 7 paesi che compongono il raggruppamento. Sentiamo però le sue parole. Ma sarà un G7 dei Presidenti del Parlamento molto importante, perché tratteremo varie tematiche, dalla guerra, conflitto fra Russia e Ucraina, ma anche sulle questioni dell'Africa e le questioni dell'energia. Quindi io credo che veramente potremo trovare delle soluzioni importanti per il futuro del pianeta e soprattutto per lavorare in funzione della pace e della sicurezza energetica e economica di tutti i paesi del mondo. Niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test anche per la ricerca di altri virus. Lo indica la nuova circolare del Ministero della Salute firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, esaminato l'attuale andamento clinico epidemiologico. Previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura all'altra e nelle RSA. In caso di sintomi si indica di evitare l'ingresso nelle strutture sanitarie. Il test, continua la circolare del Ministero della Salute, è indicato anche per i pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19 con esposizione negli ultimi 5 giorni. Inoltre, oltre all'indicazione per i visitatori e accompagnatori che presentano sintomi di evitare di accedere alle strutture sanitarie, la circolare indica anche la necessità per gli operatori sanitari con sintomi compatibili con il Covid di evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture. Queste quindi le novità sul fronte Covid. Come sapete, l'aumento è in corso, c'è un aumento dei casi in corso e ve lo stiamo raccontando da giorni. La cronaca ci porta invece a Montebelluna per momenti di terrore che si sono vissuti nel primo pomeriggio. Un giovane 22enne di origini tunisine è entrato nel supermercato Prix Quality di via Marco Polo e ha tentato di occultare della merce nello zaino. Una volta giunto alla cassa per guadagnarsi la fuga, ha prima spintonato la direttrice del negozio e poi ha colpito 2 anziani facendoli cadere entrambi rovinosamente a terra. I coniugi di 80 e 76 anni sono stati portati in ospedale con alcune lesioni. Il 22enne ha però continuato prendendo a calci la porta del supermercato, è stato bloccato e arrestato all'interno del parco Manin. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine e non nuovo a questi episodi di estrema violenza, deve ora rispondere di rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. Nel video che adesso vi mostriamo le immagini di questi attimi di autentica follia. Così dunque nel primo pomeriggio a Montebelluna ci ritorneremo nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali con le immagini di Nicoletta Rizzetto e la cronaca di Daniela Sizzia. Intanto ieri sera in Consiglio Comunale, come in Consiglio dei Ministri, come sapete, è stato adottato il decreto Baby Gang, un provvedimento che oggi proprio a Treviso il guardasigilli Carlo Nordio ha rivendicato. È una misura che riguarda anche il trevigiano. Il fenomeno delle baby gang, ha detto Nordio, è presente anche qui. Questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro, e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti,
adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine. Un'escalation che va fermata senza se e senza ma per il guardasigilli Carlo Nordio, che nella sua Treviso per la ricorrenza dell'armistizio alla caserma Cadorin torna sul decreto approvato poche ore prima a Palazzo Chigi, decreto Caivano Baby Gang, così è stato ribattezzato, un provvedimento che il ministro alla giustizia rivendica nella forma e nella sostanza. Era assolutamente necessario intervenire con misure preventive ma anche con misure repressive. Un altro elemento caratterizzante è la responsabilizzazione dei genitori, fatto in vari modi, che adesso, compresa la possibilità di togliere la potestà genitoriale. Poco distante il sindaco Mario Conte ringrazia, ma tende a circoscrivere il fenomeno. È evidente però che ci sono delle situazioni critiche, che talvolta al sabato pomeriggio, qualche pomeriggio, succedono delle situazioni certamente spiacevoli e quindi è importante avere degli strumenti in più, però io sono sempre per la prevenzione, per l'educazione e per un nuovo modello sociale. Certo ringrazio il governo perché ha accolto il grido d'allarme che arriva dai territori, però io credo che sia il momento oggi di costruire un nuovo modello sociale. Repressione o prevenzione resta il dilemma, soprattutto se si parla di giovanissimi, con il cappellano del carcere minorile di Treviso che opta per una grande operazione culturale. A lui risponde lo stesso Nordio. È vero che serve molto la prevenzione, però è anche vero che il sacerdote dei luoghi sui quali si è recata la nostra ministra aveva suggerito lui, assieme ai magistrati del luogo, questo tipo di misure. Si tratta di prospettive diverse che sono complementari. Serve l'educazione prima di tutto, serve la prevenzione, ma serve anche la repressione, perché lo Stato deve dimostrare di esistere e di assistere anche le vittime. Diffondere in qualsiasi modo l'ideologia fascista in Italia è un reato, punto. Il bar di Cerea in provincia di Verona, che emette scontrini con il volto di Benito Mussolini, va sanzionato e deve essere impedito di proseguire in una pratica che si configura come apologia del fascismo. Lo afferma in una nota il senatore segretario veneto del Partito Democratico Andrea Martella, che sul tema ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno. A Piantedosi Martella chiede se fosse a conoscenza di quanto riportato dai media regionali e nazionali e quali iniziative intenda promuovere per quanto di competenza per verificare l'eventuale violazione della normativa vigente, considerati gli espliciti e ostentati richiami al fascismo. Continua e ritorniamo alla cronaca l'impegno della Polizia di Stato di Padova per fermare il fenomeno, l'emergenza delle truffe ai danni degli anziani. Trasfertista della truffa denunciato dalla polizia di Padova. L'uomo, un 25enne, si era fatto dare 1.000 euro più alcuni gioielli, tra cui la fede nuziale, da una 84enne residente in via Rovigo, a Padova, con la truffa del finto maresciallo. In cosa consiste la truffa? La signora è stata contattata da un finto maresciallo, appunto, che avvisava che il nipote aveva provocato un incidente stradale con feriti e per liberarlo era necessaria una somma di denaro da consegnare ad un uomo che sarebbe arrivato a casa sua. E così è stato a presentarsi alla porta della donna un 25enne di altezza media e corporatura normale, dai capelli scuri e con il pizzetto. La donna ha consegnato il bottino al truffatore. Dopo che l'uomo era andato via, la signora ha capito di essere stata truffata e ha chiamato immediatamente la polizia e il vero nipote. Il nipote, arrivato sul posto, ha notato un taxi e ha riferito il dettaglio agli investigatori che si sono messi alla ricerca dei veicoli che hanno prestato servizio nella zona in via Rovigo. Il taxi è stato rintracciato e ha comunicato alla polizia di aver portato l'uomo col pizzetto in stazione. Non solo questo, però, perché il tassista ha riferito agli inquirenti che l'uomo in macchina, parlando al telefono, avrebbe detto che se avesse perso il treno per Napoli avrebbe preso quello per Roma. Gli investigatori a questo punto hanno setacciato le telecamere della zona della stazione, individuandolo e vedendolo prendere il treno per Napoli Centrale dal binario 1. È stata quindi richiesta la collaborazione della Polizia Ferroviaria della stazione Tiburtina di Roma, dove è giunto il treno. A bordo della carrozza indicata è stato rintracciato l'uomo, un 25enne pregiudicato per altri reati di truffa, originario di Cosenza ma residente a Napoli. Con lui aveva i soldi e i gioielli sottratti all'84enne padovana. Il truffatore è stato fermato.
riconosciuto dalla vittima ed è stato denunciato. Giornata di caos negli aeroporti, così a Tessera. Caos, voli, forti disagi per chi aveva programmato la partenza per le vacanze, così il rientro a casa con la cancellazione di diverse decine e decine di voli all'aeroporto Marco Polo di Tessera per lo sciopero indetto a livello nazionale dei lavoratori del personale di terra. Aderiscono per 24 ore allo sciopero nazionale. Lottiamo per la nostra dignità salariale e lavorativa. Diciamo basta sfruttamento. Questo lo slogan con tanto di striscione, ce ne sono tanti altri che accompagna lo sciopero, appunto per chiedere maggiore dignità salariale, ovvero il rinnovo del contratto di lavoro. Allo scalo veneziano da aderire allo sciopero handlers, assistenti ai park, steward e hostess di terra, ovvero impiegati ai check-in degli imbarchi, molti dei quali stagionali. Tutti attendono il rinnovo del contratto scaduto da 8 anni. Da oltre un anno e mezzo noi abbiamo riportato alla luce il problema della mancanza del contratto per quanto riguarda i lavoratori dell'handling, condizioni di lavoro che sono diventate insostenibili, mancanza di personale perché le persone scappano. Il motivo per cui scappano è che il salario è veramente basso. A prendere parte allo sciopero anche gli addetti alla sicurezza. Per quanto riguarda invece il comparto della sicurezza, che aderisce comunque e segue il comparto degli handler, stiamo chiedendo il rinnovo della nostra contrattazione di secondo livello. A manifestare il forte malumore dei lavoratori di terra una trentina aderenti al sindacato Fly con tanto di corteo lungo tutta l'area aeroportuale, bloccando anche il traffico alle rotonde sia in entrata che in uscita. Corteo che ha raggiunto il suo scopo divenendo motivo di grande disagio e forte ira anche tra gli automobilisti che non volevano sostare lungo l'area del Marco Polo oltre i 7 minuti di sosta prevista dalla zona traffico limitato per non incappare nelle note e salatissime multe. E questo fa sì che la nostra voce possa essere ascoltata a livello nazionale. In Turchia ora c'è un'operazione di salvataggio clamorosa in corso, sta partecipando anche una soccorritrice vicentina. Magari un minuto prima di atterrare mettere almeno una maglietta in maniera tale che non siete infiltrati. Corsa contro il tempo per salvare lo speleologo americano rimasto bloccato da sabato ad oltre 1 chilometro di profondità in una grotta in Turchia. Al team di salvataggio internazionale partecipano le squadre italiane con 46 tecnici del soccorso alpino e speleologico italiano e tra loro c'è anche una vicentina. Decollato ieri sera da Pratica di Mare un volo dell'aeronautica militare che ha trasportato in Turchia diverse squadre composte da un totale di 33 tecnici esperti nella progressione e soccorso in grotte profonde, tra cui la speleologa della stazione di Vicenza, a supporto dei soccorritori che stanno già operando e che poche ore fa hanno raggiunto lo statunitense. Forza ragazzi. Ciao. Una volta atterrati in loco, l'esercito turco li ha trasportati vicino all'ingresso della grotta Morca nella provincia di Mersin, dove negli scorsi giorni è stato allestito un campo base e dove la prima squadra italiana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è arrivata tra mercoledì e giovedì con l'incarico di collaborare nell'assistenza sanitaria nel recupero. E fra poco, subito dopo la pubblicità, a Vicenza di nuovo, ma per raccontarvi della festa della Madonna di Monteberico. Di nuovo in diretta, dicevamo, oggi giornata particolare, sempre emozionante a Vicenza per la festa della Madonna di Monteberico. 8 settembre, storia di fede, devozione e preghiera che si ripete ogni anno e porta le voci e le speranze dei vicentini al santuario di Monteberico, qui dove nel 1426 per la prima volta apparve la Madonna. La città si ferma in occasione della festa patronale, i fedeli arrivano a piedi al santuario salendo i 200 gradini delle scalette, la tradizionale via devozionale, per poi assistere alla messa solenne. Messa celebrata oggi dal vescovo emerito
Beniamino Pizziol, dato che il vescovo Monsignor Giuliano Brognotto è a Roma per un incontro con Papa Francesco che ha convocato tutti i vescovi di nuova nomina, occasione per richiamare oggi più che mai al senso e al valore della nascita e della rinascita che giunge dopo i periodi di tenebra. Tutta la liturgia gioca intorno a questo termine, nascita, ed è bello perché noi abbiamo bisogno di rinascere ogni giorno, rinascere alla gioia, alla speranza, alla bellezza e all'incontro. Ecco, questo io credo che sia il messaggio dirompente e meraviglioso di questo giorno. Migliaia le persone arrivate da tutte le parti della regione per una festa che coniuga devozione, tradizione e solennità, richiamate al santuario nel silenzio della preghiera. Quali sono le rassicurazioni che vengono a chiedere i fedeli in questo periodo storico? Sono tante le ansie, le fatiche, le preoccupazioni, le apprensioni, che può essere il lavoro, la malattia, tutte quelle situazioni che avvolgono la persona per gettarla nell'angoscia, nella delusione, nella rassegnazione. Invece no, qui no, c'è un cambiamento repentino di questa vita che appunto viene accolta in questo grembo, che è il grembo materno di Santa Maria, Madre Celeste, che poi è lei che dona, chi dona? Il figlio che è evento di salvezza, sorgente di vita, di amore, di amicizia e di speranza. Così dunque a Vicenza e chiudiamo il nostro telegiornale regionale con le previsioni del tempo. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Ci attende un weekend dal sapore estivo, con bel tempo e caldo in aumento. Vediamo il dettaglio di sabato 9 settembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità, con tanto sole e cielo in prevalenza sereno. Possibili foschie tuttavia nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini. Temperature stazionarie o in locale lieve aumento, minime sui 13-19 gradi, massime comprese tra 27 e 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido e sgombro da nubi ovunque, piogge assenti. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui dominerà il sole, salvo la presenza di alcune nubi basse nel corso della mattinata. Temperature minime intorno a 16-17 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.